come hai fatto prima. Adesso l'hai fatto una volta. Puoi riuscire a farlo 3 volte di seguito come prima? Ma scusate, sono io, voglio mettermi qua, che almeno non ci sono dubbi che sia io. Se c'è qualcuno con noi, fai un colpo per il sì e 2 per il no. C'è qualcuno in questa stanza con noi? Ripeto, c'è qualcuno con noi in questa stanza? Se c'è qualcuno in questa stanza, può fare illuminare di nuovo la pallina? Un rumoretto. Se c'è qualcuno qui, può fare illuminare la pallina in mezzo alla stanza? Cosa? Cosa? Ah, No, mi sono messo là perché c'era una ah, ok. Ma ne fai un po', no? A questo punto facciamo così. Perché se quella non vuole spegnersi... No, è sposto perché altrimenti il becca il fotogramma. Allora facciamo così. Riascoltiamo un attimo. Secondo me, a loro modo, ci hanno fatto capire che ci sono. Sì, picchiettando. E facendo illuminare la pallina prima. Anche secondo me. Si è illuminata la porta a destra. Non so se ero io però. Mi sposto. Là non vuole spegnersi. Non vuole spegnersi. Come se è un punto di passaggio, non si può andare avanti e indietro. Sì. Però è strano, neanche si pensavo. Adesso mi sono mosso io, credo. Però se io non faccio Prova a mettere come quella questa. a cambiare. A scambiarle. Esatto. Ci dai una conferma che sei qui? Adesso le ho scambiate e le ho messe tutte a pancia di Picchiandolo su. su una volta? Una volta? Madonna. Non sei da cosa? Sono fermo. Sai che mi sa che è proprio quella che non si spegne? Ha fatto 1, 2, 3. Ero fermo, giuro. Prima una volta e poi toc, toc, toc. Puoi farlo di nuovo? Questo è impressionante. Sì. C'è qualcuno che non è buono? Fate illuminare per favore uno degli strumenti che sono posizionati. Anche solo per darci la conferma.
Prima abbiamo sentito dei colpi una volta e successivamente 3 colpetti di fila. Ci dai, per favore, chiunque ci sia qui, una conferma facendo 2 colpetti se c'è qualcuno che non è buono e uno se c'è qualcuno che è buono? Uno per buono, 2 per non buono. Non riesci a fare i colpi che hai fatto prima? Può darsi che magari facendo quei 3 colpi si sia scaricato. Sì. Sì. Si sia scaricato. Abbiamo degli strumenti su cui puoi prendere energia, se vuoi. Ci sono anche i 2 sensori posizionati nelle varie porte, una nella cucina e una all'entrata. C'è anche una pallina in mezzo alla stanza che puoi far illuminare interagendoci. Sessione 8, Zoom. Prima abbiamo sentito la radio del walkie-talkie che si era accesa da sola e non abbiamo... Madonna che vento che fa. Anch'io prima ho sentito un po' di vento. Come ho detto, prima si è accesa la radiolina, il walkie-talkie che abbiamo qua, e il walkie-talkie è esattamente in questa posizione, qui attaccata alla tasca. Improvvisamente si era acceso. Qualcuno di voi stava interferendo perché voleva attirare l'attenzione? Siamo i benvenuti qui. C'è ancora qualcuno qui con noi? Poi attenzione a questo audio. Voglio provare a fare una roba rapida. Io provo a stare qua. Più che altro perché prima ho visto
che ti si era accesa la cosa mentre io ero di qua. Come? Ti si era acceso un walkie-talkie mentre eravamo divisi. E allora io provo a stare di qua. Allora, intanto ho preso una pallina che non so. Allora io provo a stare qua da solo. Vediamo se essendo divisi. C'è qualcuno qui con noi? Allora, adesso io accenderò la loose box per vedere se sentiamo delle voci all'interno. Vediamo se esce qualcosa. Perché a quanto pare, dopo che abbiamo sentito i 3 colpi, tutto tace. La pallina non si accende più, oltretutto ne ho messo un'altra di là. Però nella stanza della cucina non si è illuminato ancora niente. Oltretutto quel sensore posizionato sulle scale d'entrata, da quando è stato messo là non si è più illuminato. Provo ad accendere la loose box e vediamo se riusciamo a vedere. C'è qualcuno qua con noi? Oh, si è accesa. Sì. Abbiamo sentito 3 colpi prima. Posso sapere chi li ha fatti? Nonostante non abbia l'antenna e sia in AM, tante interferenze sta prendendo. Sì. Bisogna capire quale delle tante siano voci. Ciao. Era femminile? Anche a me sembrava. Una ragazza. O una ragazza o ragazzi, come se stesse parlando a noi. Avete un messaggio che volete comunicarci? La ragazza che ha parlato, vieni, Dove dobbiamo venire? è una bambina, vieni. Quante entità ci sono qua con noi in questo momento? In quanti siete qua dentro? C'è una bambina qui con noi? Ci potete dire uno dei vostri nomi? Cosa? C'è sempre una bambina. Bimba, ti ricordi di me? Io sono già stato qua un paio di volte. C'è qualcuno di voi che si ricorda di me? Prima ci è sembrato di aver sentito una bambina che in modo giochevole, giocherellone, ci ha detto vieni. Ci indichi in quale stanza vuoi che andiamo? Se questa stanza oppure quella stanza, facendo illuminare lo strumento che c'è all'interno. Ci sono 2 sensori, ce ne fai illuminare uno dei 2? Cosa ha detto? Venite,
Mi è sembrato di aver sentito la stessa vocina della vita di venite. Ci dice esattamente dove dobbiamo venire? Su. No, non è sicuro. Ci puoi dire dove dobbiamo andare? Vieni. Allora, o vieni o sembra una risatina, quindi... Però questa cosa a me sinceramente non convince. Dici? In che senso? Secondo me il 3 che era collegato prima, teoricamente è il segno della Trinità, il numero della Trinità. E eventuali entità, spiriti negative sfruttano queste cose, sfruttano i bambini per cercare di portarti in un posto dove non vogliono. Però, ripeto, tutto preso col punto di domanda. O in un posto dove vogliono. O un posto dove vogliono effettivamente che tu vai. Giovane. C'è qualcuno che sta parlando con me? Pazzi. Dove volete che vado? Dove volete che andiamo? Cos'è che ha detto? Come ti chiami? Prova a muoverti. Cosa? Prova a muoverti. Vedo sempre qualcosa che va dove sembra che ce l'ha. Abbiamo messo 2 strumenti, anzi 4, uno sulla porta d'ingresso, una in cucina, una pallina all'ingresso di quella porta lì e una pallina qui in mezzo alla stanza. Potete farci illuminare uno dei 4 strumenti? Possiamo sapere se chi sta parlando è qui presente con noi, colui che ha acceso il walkie talkie questa sera mentre eravamo qui? Chi è stato ad accendere il walkie talkie? Io. Mi hai anche spento per caso la videocamera? Non l'ho fatto. Non ho capito. Sembra che mi ha detto l'ho fatto. Quindi confermi che sei stato tu a spegnermi la videocamera? Ma lo spirito che ha bussato prima era maschio o femmina? Allora io adesso spegnerò questa radio. Se volete che la riaccendo, fatemi per favore accendere uno degli strumenti posizionati qua vicino a noi. Ho capito, no? Allora io adesso spengo la radio. Se volete che la riaccendo, bussate contro il muro oppure accendete uno dei 4 strumenti che si sono vicino a noi. Ok, io spengo, Se volete che la riaccendo, fatemi illuminare uno dei 4 strumenti, o le 2 palline o i 2 sensori, per favore.
Sì? Ma forte. Beh, prima quando mi ho chiesto dove dobbiamo venire c'è la voce di Masco che ha detto su. Che io ti ho detto su e tu hai detto boh, come per dire non... Io dopo ho sentito sinceramente un'altra cosa, però non so se era suggestione, che cosa. Cioè? Io ho sentito addirittura cimitero, ed era una voce femminile che lo diceva, però può essere suggestione. Può essere sì. Se volete che li accendo, fate illuminare per favore uno degli strumenti. Sai che mi sta venendo un gran mal di testa. Sì? Sì. Magari è una stanchezza, eh? Sì, sì. Quindi non c'è più nessuno qua? Vediamo che abbiamo dato quell'exploit e... Lo penso anch'io. Lo penso anche io. L'exploit era andato all'inizio, quando facevano illuminare la pallina, i sensori. Alcune volte c'è da mettere, che alcune volte erano magari mentre io che passavo, Sì, sì, perché sì. magari in diagonale te lo prendeva. Sì, beh, Però la sicuramente. pallina, faccio vedere, che picchio e non si illumina. Esatto. Adesso anche se c'è Michele davanti, però la pallina dovrebbe vedersi, se io picchio, la pallina non si vede. Esatto. Sì, o almeno si vede, ma non si illumina. Allora, io farei così. Io sto camminando qua intorno alla spallina. Adesso quando si spegneranno quegli strumenti, potete accendere uno dei due strumenti o le palline, se volete che rimaniamo qui, altrimenti noi cambieremo posto. Proviamo a fare una cosa, facciamo una piccola pausa, Sì. ci andiamo magari lì a bere un caffè e Sì. lasciamo qua gli strumenti così come sono. Tanto tu Lascio passi questa la qua, lascio lì la videocamera che registra. Ok. Vediamo se in nostra assenza si illumina qualcosa. Ok. Magari, che ne so, passano, camminano. Allora, sai cosa? Interrompi adesso la registrazione e la riaccendi subito così hai meno da portare indietro. Sì, esatto, quello sì, quello ci stavo già pensando. Da quando stiamo per uscire io lo interrompo e poi quando partiamo Ok, lo faccio ok, andare. ci sta. Allora, adesso siamo tornati qui dentro, Esatto. dopo una breve pausa. E Se qualcosa si è illuminato, non sei a fuoco, adesso sì. eventualmente lo facciamo rivedere. Esatto. E adesso vediamo, magari cambiamo posto. Non volevi controllare già adesso? Vuoi vedere adesso?